eccoci in studio. Chiedo dalla regia se mettiamo in onda la slide numero 6, perché domenica, ribadiamo quindi il concetto, domenica 15 dalle 8 alle 20 c'è la votazione per i consorzi di bonifica. Cosa devono fare i cittadini, come si vota e poi naturalmente chi può votare, quindi ribadiamo un po' il concetto. Certo, i cittadini e i consorziati hanno ricevuto un invito ad andare a votare. Si vota, come è stato detto, dalle 8 del mattino alle ore 20 della sera. Si vota dove? Presso i 92 seggi dislocati in 46 comuni all'interno del territorio del consorzio. E il seggio c'è scritto nella busta che si è ricevuto a casa? Esatto, il seggio è riportato nella busta, nella lettera contenuta nella busta che si è ricevuta. Se qualcuno avesse perso o volesse avere informazioni, può comunque rivolgersi ai nostri uffici e otterrà tutte le informazioni del caso. Ricordiamo che il voto va espresso per fascia di contribuenza, quindi complessivamente abbiamo la possibilità di votare e eleggere 20 consiglieri. I 20 consiglieri apparterranno 7 alla prima fascia, 6 alla seconda fascia e 7 alla terza fascia. Le fasce sono divise in base alla contribuenza, quindi a quanto ognuno di noi paga al consorzio. Chi paga fino a 62 euro circa appartiene alla prima fascia. Quindi la maggior parte delle persone, sì, giusto? I cosiddetti urbani, esatto, quindi chi possiede case, appartamenti o quant'altro. Nella seconda fascia votano i contribuenti che pagano un importo compreso tra i 62 e i 273 euro. Sarebbero? Chi possiede terreni con estensioni non troppo grandi, e nella terza fascia chi paga oltre i 273 euro normalmente sono proprietari di terreni, proprietari di superfici di terreni importanti piuttosto che fabbriche, perché ricordo che si paga sempre in base al valore catastale del bene posseduto. Perfetto, torniamo su questi temi, c'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? A lei, pronto? Sì, buongiorno, da dove chiama? Pronto? Sì, la sentiamo, la sentiamo. Una cosa per chiedere, qui sei tu in buono davanti a. No, noi ci sentiamo benissimo, lei dica tutto, da dove chiama? Da Zero Franco Treviso. Va bene, perfetto, dica. Puoi chiedere a al direttore dell'energia. Sì. Sulla cartella del consorzio BDT, sappiamo un consorzio BDT, una volta che non tutti i vari tributi, in ultima rete, beneficio irriguo, che cosa serve per il beneficio irriguo? Meno no, irrigazione a pioggia, forzata, uno. Due, voglio sapere, che sei la unica lista solo o che sono tante liste? Chiaro. Perché chi ha dopo dare l'altro, va bene. Come si fa a fare una lista questo? Ma sa dati, perché sa due termini, ma qui è vera democrazia. Si presenta tre congregazioni di cosa? Del sindacato, e tutti uniti, prima i soldi che prega, adesso li uniti per fare cose, e li mette dentro te, ma voglio sapere invece cosa che del beneficio irriguo sulla cartella di Italia. Beneficio irriguo, perfetto. Grazie, molto gentile. Allora, prima cosa, Maurizio Antonini, beneficio irriguo nella cartella. È una delle attività che i consorzi di bonifica fanno e lo devono fare. Il beneficio irriguo vuol dire anche dare la possibilità agli agricoltori di irrigare, sia con gli impianti plurirrigui, che sono impianti molto costosi, che danno la possibilità di ridurre la quantità d'acqua e soprattutto dare acqua alle piante nel momento in cui necessita, ma anche con l'irrigazione a scorrimento, in cui per tutta la parte diciamo dell'alta pianura vi è la possibilità che i consorzi immettano l'acqua nei vari canaletti e quindi per scorrimento diano l'irrigazione. Quindi il beneficio irriguo vuol dire proprio questo, cioè dare la possibilità alle aziende agricole di irrigare. Quindi nel momento in cui l'azienda ha la possibilità di irrigare, il suo tributo viene corrisposto anche come beneficio irriguo. Se l'azienda o l'area, o meglio, non vi è la possibilità di irrigazione, vi è solo la contribuenza a parte della bonifica e non dell'irrigazione, quindi la cartella si suddivide in base anche alla specifica attività. Ma però io vorrei ritornare sul ragionamento che fa il nostro
telespettatore che è giusto anche dare chiarezza su questo. Ricordo che se nel Veneto oggi gli agricoltori hanno risposte concrete da parte della Regione Veneto, da parte dell'assessorato, ma soprattutto anche da parte di AVEPA per i pagamenti, vi è anche la possibilità, la necessità di capire che un lavoro importante, di una regia importante che viene fatta a livello regionale con le 3 organizzazioni agricole sta da fare, cioè noi la continuiamo a fare. Ecco, perché diceva, se voi tra di voi vi fate vedere... Ma guardi, non so, probabilmente si riferisce a qualche altra iniziativa che io non sono a conoscenza, però ricordo al nostro telespettatore, ma ricordo a tutti i nostri telespettatori, che nel momento in cui ai tavoli verdi si va a discutere di agricoltura, posso ben certificare che dell'agricoltura ne parliamo tutti e 3 insieme e con la stessa lunghezza d'onda. Certamente a volte succede che uno può avere delle indicazioni diverse rispetto ad altri, ma l'obiettivo finale è quello di dare redditività alle nostre aziende agricole, dare una prospettiva alle nostre aziende agricole, e su questo tutte le organizzazioni si sono sempre adoperate su questo. Sono concordi. Un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, da dove chiama? Da Pieve di Sacco? Sì, prego. Da Pieve di Sacco? Sì, abbiamo capito, grazie signora, dica tutto. Volevo dire che anche gli agricoltori, dovevano fare la loro parte per lo scorrimento delle acque, perché osservo che gli agricoltori a volte arano proprio il bordo del campo, lasciando proprio quasi niente come erba, e quindi facendo che il fosso sia basso e dopo a volte non li tengono puliti. Quindi così concorrono che non va bene per lo scorrimento delle acque. Chiaro, quindi cosa incombe anche in capo agli agricoltori? Grazie signora della segnalazione, grazie molte. Vuole rispondere lei? Quindi anche gli agricoltori hanno delle loro responsabilità o sono tenuti a degli obblighi di manutenzione? Assolutamente, stiamo parlando sicuramente della rete irrigua secondaria o quella di privati. Se comunque c'è da ribadire a quanto detto dalla signora, che se la manutenzione viene fatta, sicuramente viene fatta dagli agricoltori, sicuramente viene fatta da chi di agricoltura vive e fa questa attività in maniera professionale. Se non la fa e magari il cittadino nota perché ha un terreno confinante che l'agricoltore trascura, eccetera, può rivolgersi ai consorzi? Può rivolgersi ai consorzi, ma può farlo anche al proprio comune di appartenenza segnalando il caso. Ecco, questo è molto importante. Deve aggiungere qualcosa rispetto agli interventi di prima? Sì, volevo aggiungere 2 cose. Uno, il telespettatore chiedeva se ci sono altre liste, e sì, c'è un'altra lista in prima fascia, c'è un'altra lista in seconda fascia, mentre nella terza fascia c'è solamente la lista unitaria col Direttici Agricoltori Italiani e Confagricoltura. Volevo telegraficamente dire che sicuramente è meglio governare insieme piuttosto che perdere tempo a fare baruffe tra liste concorrenti. Infatti, quindi la cosa importante che stiamo ribadendo è che a fronte di sigle sindacali nel settore agricoltura diverse, comunque si è trovato un grande accordo per tanti punti e in modo particolare anche per la gestione dei consorzi. Quindi questa lista unitaria ha la valenza per dire: cerchiamo, per chi è competente per il territorio, quindi gli agricoltori lo sono, lo conoscono, ce l'hanno a cuore, di dare un valore aggiunto occupandoci della gestione diretta dei consorzi di bonifica. Prego, chiudiamo con Maurizio Antonini, direttore CIA. Sì, nel senso che mi rifaccio l'appello che ho fatto all'inizio della trasmissione. Chiedo a tutti i consorziati e tutti quelli che saranno chiamati ad andare a votare il 15 dicembre di dare forza e dare importanza alla lista degli agricoltori, alla lista col Direttici Agricoltori Italiani Confagricoltura. È una lista fatta dagli agricoltori. Io sono sicuro che molti consumatori, tantissimi consumatori, ci riconoscono questa attività, e quindi chiediamo a loro il loro contributo, il loro voto. Grazie. Benissimo, grazie a voi, buon lavoro, ce ne avete da fare in questo periodo in modo particolare. Noi torneremo su questi temi presentandovi altre candidature, spiegandovi anche altri aspetti. Voi naturalmente scriveteci, mandateci i vostri messaggi, perché così possiamo far rispondere i nostri esperti alle vostre problematiche. Grazie ancora, buon proseguimento.